Siamo presso questa nuova struttura comunale, ecco, ci troviamo nel futuro teatro del Boccone del Povero. Vedete che in fase di ristrutturazione, Sindaco, un impegno importante, diciamo, recuperare questa struttura. Ma un impegno primario intanto, perché è una struttura enorme, abbandonata a se stessa, anni di incuria, dopo che è stata abbandonata dalle suore, purtroppo non era stata più utilizzata. Noi oggi, tramite questo finanziamento, intanto per dare un teatro al Comune di Favara che non aveva avuto mai un teatro comunale, un altro finanziamento avevamo intercettato per riprendere i tetti, perché il problema principale erano i tetti, e poi con fondi propri e con i ribassi stiamo procedendo a sistemare molte delle stanze, enormi spazi che ci sono all'interno. L'obiettivo finale è quello di trasferire in questa sede tutti gli uffici comunali, che adesso sono sparsi per 7 sedi distaccate. Abbiamo già iniziato con gli uffici tributi e gli uffici anagrafe, tutti gli affari demografici, e continueremo affari sociali e tutto il resto. Io penso che a breve questa struttura sarà il fiore all'occhiello della nostra città e potrà permetterci di dare dei servizi efficienti in un'unica sede ai nostri concittadini. Ecco, questo teatro, diciamo, nel progetto quanti posti prevederà? Sarà un teatro di 190 posti, tra l'altro è collegato con l'intera struttura che sarà dedicata a uffici comunali, e ristruttureremo anche la vecchia chiesa, che sarà dedicata a un museo da dedicare al barone Mentola. Quindi chiaramente i cittadini avranno la possibilità in un'unica struttura, come diceva lei, di fruire dei vari servizi comunali. Sì, purtroppo oggi abbiamo 7 sedi distaccate, dislocate in modo, diciamo, troppo distante per l'intera città. L'obiettivo finale entro la mia amministrazione sarà quello di poter portare tutto il comune in un'unica sede, sfruttando anche gli spazi enormi che ci sono all'esterno, quindi un unico posteggio e con servizi ottimali per i nostri concittadini. Avete altri progetti in cantiere? Adesso ci sono quasi 16 milioni di euro di progetti già cantierizzati, stiamo parlando della scuola Mendola, stiamo parlando di diversi asili, stiamo parlando anche in questa struttura. A parte della struttura, ad esempio, sarà dedicata a Asilo Nido tramite un finanziamento PNRR intercettato di circa 600.000 euro. Anche quella sarà un modo per riutilizzare questa struttura. Avete altri finanziamenti PNRR? Sì, noi abbiamo presentato quasi 32 milioni di euro di finanziamenti, ripeto, 16 già cantieri, molti partiranno, sarà realizzato un GCR, una nuova palestra, 2 palestre, 2 mezze scolastiche, 2 asili nido, la scuola Mendola. Diciamo che in appena 2 anni abbiamo dato una bella sterzata alla fase di progettazione del nostro ente. Lo si può ritenere soddisfatto di questi 2 anni di sindacatura? Sì, io penso che gli obiettivi che ci siamo prefissati li stiamo portando tutti a termine. 2 anni difficili, fra i controlli, fra rimettere mano alla macchina amministrativa, però diciamo, siamo soddisfatti e pensiamo, ripeto, entro i prossimi almeno 2 anni e mezzo di poter far vedere i risultati anche ai nostri concittadini, perché la cosa più difficile è far capire alla città che si sta programmando, si sta creando le basi per poter dare servizi migliori. Quindi se in questo momento ci sono dei disservizi, se in questo momento ci sono delle cose che non funzionano, è perché ci stiamo mettendo mano e i risultati non sempre si vedono nell'immediato.